originario proprio di Innsbruck. Schlierenzauer ha un margine importante su Otameki. La velocità c'è tutta e non sempre l'ha avuta nelle ultime gare. Non è lontano dall'HS Schlierenzauer, che esulta perché andrà in testa e sicuramente sarà podio a Innsbruck. E la sua lunga mano arriva anche sullo sci di fondo. 260,3, recupera quasi 15 punti su Ammann nella tournée oggi. Quindi consolida la sua terza posizione, però mancano 2 salti. Quello di Leutzel, una vittoria in carriera, però recente, Garmisch-Partenkirchen, e quello di Marty Schmidt, 28 successi in carriera, però l'ultimo nel marzo del 2002 all'Acti, per cui è passata una vita. Attenzione a Leutzel, per andare davanti ha bisogno della stessa misura di Schlierenzauer. È più veloce, più alto anche in fase di stacco. Sono lì, sono molto molto vicini. Schlierenzauer sono stati migliori rispetto a quelli di Leutzel, 7 decimi di differenza tra i due in classifica. In ambedue le serie è meglio Leutzel, ma di pochi decimi. Quindi Schlierenzauer nella graduatoria della tournée ha 25 punti di distacco da Leutzel, qualcosa in più. Ammann invece ne avrà oltre 16, credo, o comunque attorno a 16. Marty Schmidt, per vincere questa gara ha bisogno di almeno 126 metri. Vediamo se li raggiunge, anche il podio sarebbe un grande risultato. La velocità c'è per Schmidt. Siamo lì. Salto più corto rispetto a quello di Leutzel e a quello di Schlierenzauer. Bisogna vedere quanto più corto. È stato su questo trampolino nel 2000 addirittura. Ed è terzo posto per Schmidt, comunque con distacco minimo rispetto a Leutzel e Schlierenzauer. È il secondo podio stagionale per i tedeschi, erano stati terzi anche nella prova squadre di Cusamo, però questo podio vale molto di più, ha un peso specifico maggiore. E perciò arriva la seconda vittoria consecutiva per Leutzel, che precede Schlierenzauer, Marty Schmidt e Matteo Otameki. Leutzel inizia ad avere un vantaggio importante nella graduatoria della tournée, lui che partiva come terzo favorito dietro Ammann e Schlierenzauer. E podi in 10 gare per quanto riguarda Leutzel.